È andato via quello. Che dà? Bombolo, tu irà morire a piccerili sotto una bomba a mano in capo. Perché? Stavi squagliando? Vieni dentro che mi serve. Sì. Aspetta, non ce la fai. Vieni dalla porta, fai il giro dal giardino. Vai, dimmi, Vito, dimmi. Allora ce la fai a scavalcare? Mo sì, prima no. Perché l'hanno abbassata? A militare hanno fatto l'aggiornamento, Ma chi era quello? Quello è il marito di Ada, la donna dell'appuntamento di cui ti parlavo prima. Ma tu hai fatto tutto dicendo che lavoro? Non parlare afghano, parli italiano. Non è afghano! Ma chi hai detto? Come non ci fa capire? Perché è venuto qui? Perché mi ha chiappato in flagrante con la moglie. Io stavo sul letto, lei mezza nuda, era bellissima. Come? Lei ha detto, ma tu come fai a uscire di casa se tua moglie è così gelosa? Io mi sono vantato. E tu sai, io ho un fluido, io ipnotizzo le donne. Ma dai, ma quando mai? Ma è possibile? Ah, perché non mi credi? E allora guardami. L'ho ipnotizzata e non mi... Bobolo, mi servi, Bobolo! Ti sto seguendo, vai. Scusa, Bobolo mi era adombrato, pensavo che ti avevi ipnotizzato pure a te. Io lo faccio solo con le donne perché mi fa schifo guardare gli uomini negli occhi. Sono un uomo. Lo so, appunto. E quindi praticamente l'avevo addormentata, la dovevo svegliare. Stavo per soffiare. In quel preciso istante è arrivato il marito. Mannaggia, guarderal, mannaggia. O Gardarail! O marito è venuto per coppa all'autostrada. Non lo so. Tu hai detto guarderai. No, tu hai detto annaccio Gardarail! Ospedale hanno buttato guarderai. Ma quale ospedale? Tu hai detto o Gardarail! Vita, zitto, mannaggia, guarderai. E che resta Gardarail? Oh, non conosco la guarderai. Ti giuro, non ho mai sentito sta Gardarella! Non ti è mai capitato di sentire mannaggia, guarderai. Ti chiedo perdono, ma non l'ho mai sentito, mannaggia la Gardarella! Vita, come te ci fa capire, mo? Perché è così difficile spiegare? Come tu traduci mannaggia, guarderai? Addirittura, e che è sta Gardarella? Ma come hanno mannaggia, mannaggia, falla biscottata, no? La fetta biscottata! A falla biscottata! Cat! A falla biscottata! Cal! A falla biscottata! La fella! A falla biscottata! Agna palengo prima che si fu a meserina! A falla biscottata! A falla biscottata! Agna pa! Santo cielo, signore mio, aiutami tu! Agna pa, Vito! Agna pa! Prima che si fu! Agna pa! Ma che c'è chiappato? Ma che la lingua piacere mi stai scivolando a me? Vito, non sai manca a falla biscottata! La fetta biscottata, no la fella che la lingua piacere! Vito, non capisci mannaggia la cardarella, non capisci mannaggia la falla biscottata! No, Vito, ma tu è Rossi! Io so! Tu non capisci, no, Vito! Tu come parli? Ecco, quando sono fatto molto malamente come lì. Parla piano, può essere che capisci. Quando sono fatto molto malamente come lì. Rispondi a me. Tu pensi a fu spiritoso, rispondono a me. Ma io ti voglio rispondere. Quando sono fatto molto malamente come lì. Parla piano! Quando succede una tragedia. Una tragedia? L'ho capita la tragedia. Hanno trovato un termine in comune. Ma in comune di Napoli, non in comune di Acerra, capito no? La tragedia, quando succede una tragedia. Una tragedia pesante, una tragedia malamata. Io come dico? Mannaggia morte. Non fai niente. Non ci voleva, mannaggia morte infame. Non fai niente. Porca miseria. Vedi come mannaggia la cardarella, giusto niente. La cardarella mette la coppa a chiudo. O fa una cafunata, e dice mannaggia la cardarella. Non lo sapevo, l'avranno inserito, mo devo chiamare l'Accademia della Crusca, forse... E chiama che se fa... Ma no, non è una persona... Vabbè, comunque, stavo per svegliarla, è arrivato il marito, ho messo la sua giacca... No! Non mi fai rimettere pure a me! Ma che stai facendo? Se vedo uno che rimette pure io! Ma che rimettere? Non c'è rimettere, che c'è rimettere? Non c'è niente da rimettere! Non c'è mangiato oggi, che c'è rimettere? Ho visto che stavi per rimettere! Ma chi è che stai per rimettere? Che c'è rimettere? Tu hai fatto così! Ma quando... Ti ho visto io! Vita! Era un'espressione di meraviglia!
Ma perché tu hai così di meraviglia? Se tu come mi sai che? Ma tu pare che stai buttando per l'occhio a fuoco! Ma quanto mai? Vabbè, praticamente la stavo svegliando, mi sono messo la sua giacca, lui mi ha acchiappato. Vedi che ti dico, questo te la farà pagare, Pagare? È venuto perché mi vuole ammazzare! Bene! Che bello, che stai scemo, vabbè! No. Abbiamo fatto un patto, una cosa strana ma va bene per me. Dice che lui, se questa cosa non si viene a sapere in giro, lui non mi ammazza, lo farebbe solamente perché i suoi affari andrebbero a rotoli, ma non si capisce niente quando parla con Alfredo Raffaele Michele tu ti dà, non si capisce niente, ma è stato molto chiaro. Dice che se uno solo viene a sapere che io sono l'amante della moglie, lui... T'ammazza! Bravo. T'ammazza! Non dici di più. T'ammazza! Basta, bombolone. E chi potrebbe dirlo in giro? Mia moglie era Tua sveglia, moglie! ha sentito tutto. Tua moglie! Mia moglie, per vendetta, Per bombolone. vendetta! Hai capito? Tua moglie! Esatto. Per vendetta! Ma mi stai piando poco culo, bombolone. No. Bisogna fermarla! Perché? Ma allora si proprio in un bombolone. Se uno solo viene a sapere questa cosa, io sono un uomo morto. Adesso ho capito! Signore, ti ringrazio, bombolone, ha capito? Devo trovare una soluzione! 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 Ehi, la già trovo io la soluzione! Ah, stai cercando per te? Bombolone, ti prego. Ti prego, il fatto è drammatico, ok? Devo ragionare, devo pensare. Adesso vedrai che cosa sono capace di fare. Mettiti davanti alla porta. Se dovesse tornare questo Savionetti, non farlo entrare. Tu sei un militare. E chi ti passa a te? Bombolù, mi affido nelle tue mani. Torno subito. Vito, stai zero tranquillo. A sotto porta ci dico, non faccio manco tra sì. Senta, lei Savionetti, moglie di se tiene a vita, cornuta!